ma restavo con i piedi a terra per cercare di capire, e ti domandavo se era un sogno quel paesaggio surreale. Poi ci camminammo per la strada che portava verso il fiume, dove ci attendeva un uomo dai capelli bianchi e gli occhi rossi. Siamo qui con il gruppo Fluido Ligneo. Allora, presentatevi. Luca Pugliese, Giuseppe Famiglietti, Giovanni Volpe. Fulvio Di Nocera. Come mai la scelta di chiamarvi Fluido Ligneo? questo è un progetto che conta già diversi anni. Fu chiamato così proprio perché abbiamo un rapporto tutti, sia io e tutti coloro che vengono al mio seguito in questa missione, un rapporto d'amore con gli strumenti di legno. Capito. Voi siete la seconda partecipazione al Festival di Musicultura. L'anno scorso vi siete classificati fra i primi 16. Aspettative per quest'anno? Già stare qua, lo ribadisco ogni anno, è un grande successo per chi parte dagli Appennini, Dauni, Irpini in questo caso. Quest'anno ci avvaliamo di altri compagni di viaggio che sicuramente potranno dare un contributo molto alto alla nostra causa. Quindi ci aspettiamo di fare innanzitutto bella figura questa sera. E quali sono i ritmi che porterete sul palco di Musicultura? La mia ricerca musicale è aperta a tutti i ritmi, qualcosa che mi colpisce noi la rendiamo nostra, come si dice, la suggiamo, per usare un termine proprio floreale, sì, la suggiamo. E quindi da questa missione che stiamo portando avanti è uscita una tarantella che stasera proporremo qui, quindi un ritmo di tarantella però reso molto più popolare, più pop, e più i nostri ritmi tipici che sono cadenzati proprio tipici di anni di progressive anni 70, rock progressive anni 70.